Sono Alberto Amato, sono il gestore di Barberia Amato, da 3 generazioni qui, negozio storico di Venezia, da 100 anni il prossimo anno. Quello che amo di più del mio lavoro naturalmente è il lato artistico, chiaramente, però mi piace molto anche il contatto con le persone, il fatto di fare comunità. Una cosa bella qua di San Polo è che, appunto, essendo un microcosmo, capita spessissimo che mi entrano persone quasi tutti i giorni che vengono a bersi il caffè, a prescindere dal fatto che vengano a tagliarsi i capelli, a farsi la barba o qualcos'altro. E quindi è molto bello tutto questo perché si fa 2 chiacchiere, ti chiedono il piacere: Alberto, se niente, se qualcuno vende una casa, devo vendere il motore della barca o quant'altro. E quindi questo fa molto quartiere, fa molto amicizia ed è una cosa molto bella che a me piace molto. Il mio legame con Venezia ovviamente è molto forte perché sono veneziano, da genitori veneziani, lavoro a Venezia e quindi non potrebbe essere altrimenti. Quando io mi allontano da Venezia con i miei concittadini, dopo un po' io sento subito la mancanza. Solo chi vive a Venezia può capire il feeling che c'è, proprio una sorta di cordone ombelicale con la città. Il futuro di Venezia è un futuro tutto da riscrivere, però bisogna pensare che alla fine della Prima Guerra Mondiale a Venezia c'erano solo 40.000 abitanti, erano tutti sfollati e poi c'è stata una grande rinascita, per cui bisogna cercare di immaginare Venezia tra 50 e 60 anni che possa rinascere in una maniera diversa, ma costruttiva, legata sicuramente al turismo, ma magari anche ad una residenzialità di un certo livello, come sta succedendo già nel mio negozio, che fortunatamente ho molti clienti che stanno venendo qui a trasferirsi in un posto meraviglioso e crearsi un futuro.